Una parte delle pesche in eccesso se le comprerà l'Europa per la distribuzione gratuita per evitare il tracollo del settore dovuto ad una stagione particolarmente florida per pesche nettarine e all'embargo all'ortofrutta europea da parte della Russia. Ma è l'unica buona notizia in un contesto grave con migliaia di camion carichi di merce deperibile, non solo pesche ma frutta, verdure e formaggi fermi alle frontiere russe. La situazione è molto critica anche perché sappiamo che una spinta ci deve essere verso i mercati internazionali, perché i consumi interni ovviamente si sa che sono fermi, sono molto stabili, e quindi questa poteva essere veramente una chiave di volta quindi di reddito, non soltanto ovviamente in primis per gli agricoltori ma anche per tutta la filiera. Indietro non si torna, questa sembra essere la linea dei produttori italiani che potrebbero cercare di dirottare i camion e la merce verso paesi da cui adesso la Russia vuole importare e che potrebbero quindi aver bisogno di prodotti freschi in tempi rapidi. La Russia stessa, ovviamente i motivi sono politici e ben noti, si sta rivolgendo ad altri fornitori, quindi in primis la Turchia e anche a produttori nordafricani dell'Africa del Nord. Una piccola speranza viene anche da un possibile aggiramento dell'embargo, ma certo non può essere una soluzione. Potrebbe svilupparsi comunque un mercato nero che potrebbe comunque, perché se la richiesta c'è, sappiamo appunto che tra l'altro anche dal punto di vista di porosità, di permeabilità in certi paesi la situazione è diversa insomma di quella oggettivamente dell'Europa, però anche questo possibile sviluppo di un mercato nero insomma, lascia forse un po' il tempo che trova, e comunque per quantità minime, ecco. Il danno all'economia veneta potrebbe essere più grave di quello provocato dal blocco materiale dei camion alle frontiere. Rischiano di andare in fumo anni di relazioni commerciali internazionali. Quello che appunto a mio parere è da sottolineare è che non c'è soltanto il danno diretto che si può quantificare nella mancata vendita, però c'è anche un danno indiretto di questi investimenti forti che sono stati fatti nel marketing, nella comunicazione, in tutte quelle attività di promozione del marchio che hanno ovviamente comportato dei costi notevoli, quindi quando si riesce a inserirsi sul mercato internazionale ovviamente non è dall'oggi al domani, ci sono anni di lavoro e si sta purtroppo si stanno vanificando gli sforzi di questi anni di lavoro.